Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Palazzetto dello Sport Ciro Genova di Villagrazia di Carini. Siamo nella provincia di Palermo e Mistral Carini gela. Siamo nell'8ª giornata del campionato di Serie B di futsal nel girone H. Le due squadre subito sul parquet del palazzetto con il Mistral Carini in maglia marroncino con inserti gialli. Gio e Listro a disposizione per la porta, poi Megna, Faticato, Cascino, Giangrande, Doppico, Cusimano, Gianbanco, Palazzotto e La Rosa, tutti a disposizione di Toti La Bianca. Risponde il Gela in maglia bianco-azzurra con Biasco e Rodoti per la porta, poi Caglia, Cinici, Mammano, Scordio, Marchese, Infurna, Genati, Gianni da Sousa, Di Bartolo e Azzolina. A disposizione tutti di Vincenzo Fecondo. L'arbitro della partita è Adriano Sodano di Bologna, il secondo arbitro è Francesco Chimienti di Bari. Al cronometro c'è Davide Sparacello della sezione di Palermo. Quasi tutto pronto per iniziare, saranno due tempi da 20 minuti ciascuno effettivi, quindi a ogni pausa ovviamente, chiaramente, si interromperà anche il cronometro. Il primo pallone verrà fatto girare dal Mistral Carini, squadra prima in classifica in questo girone H di Serie B, 19 punti con 6 vittorie e una sconfitta. Gela invece ultimo in classifica con appena 2 punti, 2 pareggi, chiudendo quello attuale con il Carini, anche se la partita ovviamente è iniziata da pochissimi secondi, quindi facciamo 1 e poi le 6 sconfitte nel campionato. La conclusione in diagonale subito da parte dei biancoazzurri con Caia, pallone respinto da Listro in rimessa laterale. Carini che nell'ultimo turno ha vinto in trasferta 7-1 in casa del Barcellona, Gela che invece ha perso in casa 7-5 con il Soverato. Carini che ha risposto alla conclusione di Caia dalla distanza. Adesso continua a far girare il pallone. Per il Carini la sconfitta, l'unica in questo campionato, arrivò alla prima giornata in trasferta in casa dell'Adrano 8-2, poi un cammino praticamente perfetto. La società ambiziosa, quella palermitana, che punta a fare questo campionato di vertice a questo primo posto. Lo dimostra anche se la stagione rimane lunga. A conclusione da parte di La Rosa, deviazione e corner per il Mistral Carini. Gela invece che dall'altra parte in estate ha avuto la fusione anche per quanto riguarda il calcio a 11 con il GLFC, la novità della Serie B di futsal in quest'annata ha fatto un po' rinascere l'entusiasmo nelle zone del Nisseno al Palalivatino. Oggi però la trasferta è abbastanza complicata nel casa della capolista Mistral Carini, che prova ad andare, qui guadagna un fallo laterale a squadra di La Bianca. Allora gira tutto a destra con il pressing di Caglia, va dal capitano Giangrande, pallone in profondità in verticale, sempre a cercare La Rosa, nuova deviazione fuori. Battuta corta di La Rosa, Cascino si va dall'altro lato da Giangrande. La Rosa, Giangrande a sfidare il pressing di Gianni da Sousa. Giangrande allarga, ma trova la deviazione fuori di Cinici. Il pallone viene scambiato molto rapidamente, già se ne stanno andando i primi 2 minuti, ovviamente ancora siamo sullo 0-0. La Rosa a puntare Gianni da Sousa, la porta quasi fuori, poi rientra. La Rosa
Ancora Johnny da Sousa alle sue spalle, il pallone però è regalato al Gela con la conclusione subito respinta da parte del Mistral su Marchese che da terra insiste, poi tentativa ancora una volta di Caia che se la ritrova, il Mistral ha un nuovo possesso, già grande, si ferma un po', Johnny da Sousa il suo ultimo tocco, si va ugualmente dall'altro lato per il Mistral che finta la conclusione, mette giù Johnny da Sousa con le finte a calciare verso la porta avversaria. Cassino fa ricominciare tutto, La Rosa a puntare Caia, servizi dietro, ancora Giangrande per La Rosa, ce la fa mantenerla in campo, diverso pubblico presente oggi al Ciro Genova, dalle 50 alle 75 persone a guardare la partita. Sta anche discretamente bene, abbastanza bene, possiamo dire come clima. Può stare benissimo in felpa, senza giubbotto, per capirci. Caia, Marchese lascia giù da Johnny da Sousa, l'anno scorso la retrocessione dalla B alla C1 siciliana con il Real Termini, sempre in Sicilia, pallone dentro, Johnny da Sousa, una conclusione buonissima, ma c'è stato il tocco di Giangrande, occasione Gela. Per concludere il discorso, Real Termini che poi non si è iscritto alla C1, è ripartito dalla D provinciale, sempre qui nell'area metropolitana di Palermo. Passaggio dietro in casa Gela da Caia, quasi da ultimo uomo, il pallone però è diretto ai giocatori del Mistral, il Cassino si accentra, il recupero della Gela, Johnny da Sousa allarga per Caia, davanti il portiere, Caia con la mano respinge Listro, il fallo laterale, sta crescendo la squadra di Fecondo che prima con Johnny da Sousa, adesso con Caia, attacca la porta di Listro, ingaggio estivo di spessore per il Mistral Carini. La Rosa qui prova a passare, il fallo con il fischio e sarà calcio di punizione. Qualche voce dalla panchina da parte di La Bianca, da Tom Mistral, qualche frase ai suoi anche da parte di Fecondo. Punizione Carini con La Rosa sul punto di battuta. La Rosa dall'altro lato, il passaggio per ritrovare La Rosa, pallone che va a finire nella tribuna del palazzetto. La Rosa, Giangrande, ancora La Rosa, Cassino a puntare gli avversari, a puntare Cinici che poi commette fallo da dietro in scivolata, e ancora calcio di punizione per il Mistral Carini. La Rosa con il destro, Cassino si allontana, eventualmente c'è anche Giangrande col mancino, soltanto Johnny da Sousa in barriera, La Rosa diretto sull'avversario, ancora La Rosa, gira tutto, poi spazza fuori Cinici, il fattore che resta è però il Carini in attacco. Caia stavolta a respingere la soluzione offensiva della squadra di La Bianca. Cassino lascia al limite verso Giangrande, Johnny da Sousa dietro, allora Marchesi dietro da Cinici, passaggio troppo su Dopico che
con la sola passa e poi conclude con il diagonale, trovando di pochissimo lo specchio della porta. Occasione Mistral. Nonostante ciò, la bianca non è contento e dà indicazioni ad alta voce per farsi sentire nell'eco che si genera qui alla palazzetto. La rosa si accentra a destra, centrale. La risposta di Biasco, pallone che passa, cuore vivo, la conclusione col mancino di Giangrande. Subito respinta Listro, leggermente in difficoltà, fa muovere i compagni, ancora la rosa. Mistral che ha preso campo adesso e gira con più facilità. Dopico, la rosa verso l'interno, adesso prova con il mancino. Pallone messo fuori, c'è il fischio dell'arbitro dopo l'ultimo tocco da parte di Marchese. Qualche parola con Caia del Gela. E allora la rimessa laterale già battuta per il Mistral. Giangrande dall'altro lato per Dopico, la rosa. Lo scambio con Dopico, la rosa col mancino deviato. Biasco si getta comunque e corner per i palermitani. Già battuto, pallone dietro, ancora l'altro mancino, stavolta di Lopico. Pallone fuori, che ha messo un po' di tensione a Biasco. Caia insiste, il recupero di Cascino non passa qui con la presenza di Cinici. Altra nuova rimessa. La rosa, pressing, c'è l'entrata con il destro da parte di Marchese, ancora la rosa, trova il varco per calciare, sempre centrale al portiere, risponde il Gela, dall'altro lato la chiusura di Giangrande sulla corsa di Marchese. Pallone in rimessa laterale, quasi un corner, il tiro di Caia, sporcatissimo, finisce fuori. Provato il controbalzo, il numero 11 biancazzurro, nulla da fare per impensierire Listro. Poco più di 14 alla fine del primo tempo qui al Ciro Genova. Caia, Marchese, giù c'è Johnny da Sousa, Cinici, Caia, un po' disturbato da Dopico, pallone morbido, il tacco fuori di Giangrande. Marchese subito, Johnny da Sousa, il tentativo nel cuore di una zona pericolosissima da attaccare. Caricato poco fa Johnny da Sousa da Fecondo in panchina, tutto irregolare, c'è il fischio. Ora si riparte da un calcio di punizione già battuto per il Mistral Carini. Pallone lungo linea, il tocco di Cinici e allora Caia, filtrante, riesce per Marchese a fronteggiare la rosa. Marchese vuole il destro a fil di palo verso il primo palo, non trova però la porta. Subito movimenti a bordo parquet sia lato Mistral che lato Gela per i riscaldamenti, come di consueto per le sostituzioni volanti. Giangrande avanza, trascinato giù, c'è il fallo su di lui con Caia che ha proseguito la corsa, l'arbitro lo richiama.
intervento falloso del classe 87. Il convocato più esperto nelle Gela assieme ad Azzolina, che però sta in panchina. La Rosa, tacco voluto qui da Cascino, pallone che è stato portato fuori. Si fa avanzare Biasco con tantissimi rischi. Cascino il recupero da parte sua, conclusione col destro fuori. Qui il Mistral ha avuto una chance per segnare con l'avanzata palla al piede voluta dalla Gela per Biasco. Il portiere Johnny da Sousa se la trascina verso il Mazzino, la conclusione sull'Istro, doppio tocco avversario e corner per il Gela. Sono già 4 i falli commessi dai biancazzurri. Mancano ancora più di 10 minuti effettivi da giocare in questo primo tempo. Johnny da Sousa trova sulla sua strada Cascino, il destro di Cascino ancora vicino al gol dell'1-0 per il Mistral Carini. Solita conclusione potenti, ma non a centrare lo specchio della porta. Caia quasi stava pensando alla conclusione del capitano biancazzurro. Pallone dietro, Marchesi, Caia, il pressing asfissiante di Affaticato appena entrato, poi mani anche sulla testa da parte di Caia sull'avversario, servizio filtrante, il tocco di Gian Grande per l'Istro. Cascino, il più pericoloso, lato Mistral. Anche lato Gela sono arrivate delle conclusioni, specialmente nella primissima fase di questo primo tempo. E le Mistral ad essere in forma sul parquet. La Rosa ha faticato, suola dietro la Rosa, finisce giù, tutto ok, anzi no, c'è il fischio dell'arbitro e occhio perché diventano adesso 5 i falli commessi dalle Gela. Al prossimo fallo commesso dai biancazzurri sarà automaticamente tiro libero per il Mistral e ne mancano 11 e 46 alla fine del primo tempo. Già la squadra di Fecondo con il quinto fallo addosso, punizione per il Mistral. Con la battuta affidata a Cascino da parte di La Rosa. Sicuramente andrà di potenza. Ecco il fischio. Cascino in rete, il gol del Mistral Carini doveva arrivare, è arrivato. Cascino 1-0 direttamente sul calcio di punizione. Per il Mistral Carini, la rete di Cascino sul calcio di punizione al quinto fallo delle Gela. Partita che adesso potrebbe mettersi in discesa, anche se qui c'è il tiro di Di Bartolo non deviato secondo i due arbitri. Allora Mistral che riparte da dietro. Eccolo qui Cascino che riparte da Listro. C'è il fischio dell'arbitro. Nulla da fare per la manovra del Mistral. E allora
C'è praticamente questo calcio di punizione sulla linea del calcio di rigore, più decentrato verso la destra del portiere. Questo pallone prima, il time out sull'1-0 per il Mistral Carini. Ne mancano 11:12 alla fine di questo primo tempo. Gol di Cascino direttamente su calcio di punizione. Dalla parte alla sinistra dei vostri teleschermi le indicazioni di Vincenzo Fecondo per il Gela, alla destra dei vostri teleschermi invece le indicazioni di Salvatore Labianca, detto Totti, per il Mistral Carini. Sarà un tempo abbastanza difficile da gestire per il Gela, dati 5 falli, data la tensione per evitare di commettere ulteriori ingenuità, per concedere così il tiro libero facile agli avversari, che in più sono avanti nella parziale. Si riprende da questa punizione per il Gela, conquistata poco fa, in seguito al retropassaggio verso Listro. Alla battuta c'è Di Bartolo, che ci ha provato anche poco fa, non trovando la deviazione per l'angolo. Invece si va da Johnny da Sousa, mancino in diagonale, fuori di poco. Ancora il tentativo del numero 13, che se la prende con se stesso, voglioso di segnare. A questo punto è lui il più pericoloso per i nisseni. C'è un grande raddoppiato da due avversari. Johnny da Sousa si mette lui di mezzo, Giangrande allarga, riparte il Mistral, la corsa di La Rosa, puntare la porta, a sfiorare il gol del raddoppio. Johnny da Sousa che nell'ultimo turno ne ha fatti 4 contro il Soverato sui 5 realizzati. L'altra marcatura è stata di Caia. Rimesso laterale per il Gela, già battuta. Listro non si intende con Giangrande, infatti i due si parlano. Comunque la manovra a favore del Mistral. La Rosa si fa arrivare tutto al capitano Giangrande. Le indicazioni per andare avanti, il tiro voluto da Faticato, praticamente quasi sotto porta, a duello 1 contro 1 con Biasco. Marchese, Johnny da Sousa verso l'interno, l'entrata di Giangrande, si va ancora da Di Bartolo, pressato da Faticato. Johnny da Sousa la prende lui, Cinici si va ancora dietro, Marchese rischia un po'. La Rosa, ultimo tocco il suo. C'è però Johnny da Sousa a terra, si rialza adesso ma con qualche problema. Si riparte con la suola dietro per andare al tiro con Cinici. Nulla da fare però. Allora nuova manovra Mistral, si cerca di allargare verso il lato mancino questo pallone. Si arriva da Marchese, adesso il Listro per il Carini.
affaticato, allarga. Adesso la Rosa. 8 e 3/4 alla fine del primo tempo. La Rosa a puntare fino alla fine gli avversari, affaticato dall'altro lato, il tiro su Biasco e poi la conclusione a rispondere di Cinici. La Rosa, l'entrata voluta da Di Bartolo, la battuta di La Rosa, pallone di ritorno con il servizio di Giambanco, nulla da fare anche qui, resiste il Gela, Johnny da Sousa, perde palla, allora Giambanco a servire in mezzo, affaticato, non si può andare allora di conseguenza il Gela con Johnny da Sousa, azione che si interrompe immediatamente. Giambanco si accentra ma è difficile anche rientrare con la pressione di Cinici. Tanto Gela ci sono delle sostituzioni pronte con Azzolina, l'altro più esperto di questo gruppo, ad entrare. Si sta preparando anche man mano. Listro di testa, Giambanco, l'aggancio, mette giù, posizione complicata, ancora Cinici. Si torna dietro, passaggio di Giangrande verso l'esterno, il tiro di affaticato, quasi con l'illusione del gol. Altro possesso Mistral, La Rosa contro il nuovo entrato man mano, va fino in fondo La Rosa, pallone che però esce. Cinici, il passaggio dietro di Caia, rientrato in campo, alzata di Bartolo, non la può prendere man mano. E allora il Mistral riparte da dietro, affaticato. Pallone profondo, Giambanco, ancora Cinici, fondamentale per far galleggiare questo Gela. La Rosa dietro da Giangrande, affaticato. Continua il giro palla della squadra di La Bianca, La Rosa verso l'esterno, pallone di Giambanco, ancora La Rosa. Un po' spinto da man mano nel momento della gestione del pallone, passaggio però troppo su Di Bartolo, Listro in due tempi. La Rosa, l'anticipo di Cinici, le sta prendendo tutte in questi ultimi minuti. La Rosa, serie di finte, ancora la presenza di Mamano a dare fastidio, affaticato, lamenta un colpo Caia, allora La Rosa allarga Giambanco, dietro di prima tutto il Mistral Carini, con il servizio di Giangrande per la testa di affaticato, oltre la traversa. Caia insiste, il pallone fuori.
Adesso Caia va a duello verbale in maniera rilassata, potremmo dire così, con l'arbitro. Pallone dentro, si cerca il tiro, Caia ancora una volta su una rosa, poi affaticato, gira tutto, avanza il Mistral con Gianbanco, il tiro respinto in fallo laterale. (4:47) alla fine di questo primo tempo. La rosa, passaggio sotto porta, affaticato, si deve girare in mezzo a tre maglie bianco-azzurre, giù si finisce di Bartolo. Serie dei cartellini gialli in panchina, c'è la munizione e la conseguente espulsione per Cinici dalla panchina per proteste. Il Gela, oltre ad aver commesso 5 falli, ancora non ha concesso alcun tiro libero, ha anche rimediato all'espulsione con Cinici, che praticamente l'ha presa malissimo, ha chiuso con irruenza la porta, ha sbattuto le mani su di essa per la rabbia. Si è alzata anche un po' la panchina del Mistral Carini per cercare di calmare la situazione, con il numero 3 biancazzurro che praticamente è stato tra i migliori in campo e quindi doppio handicap per il Gela. A 4:36 dalla fine di questo primo tempo si procederà con un calcio di punizione per il Mistral. La rosa, lato Gela, le indicazioni compagni da parte di Biasco dalla porta, suola dietro, o meglio in mezzo da parte di Affaticato, si ritorna da Listro. La rosa, Gian Grande Affaticato, loro tre a girare in difesa con Gianbanco ad aspettare i palloni buoni. Il rinvio di Biasco finisce sul fondo. La rosa, largo, il Mistral si infila con il nuovo entrato Palazzotto. Time out. Si resta sul risultato di 1-0, sta decidendo fino ad ora la punizione di Cascino. Gela con il quinto fallo addosso da una decina di minuti abbondante. Cartellino rosso per Cinici poco fa, a complicare ulteriormente le cose per la squadra di Fecondo. È stato un doppio giallo immediato per il giocatore classe 89 del Gela. La rosa riceve pallone sul mancino, il servizi dietro, Palazzotto non si intende con la rosa e allora rimessa laterale per il Gela.
subito mancino largo di Mammano nel suo primo tentativo dall'ingresso in campo. La Rosa, Palazzotto largo, ancora la Rosa, deve conservarla perché si è vicini alla linea del fallo laterale, la pressione di Caglià, e allora nuova rimessa all'interno di questa partita. Palazzotto, intervento falloso secondo l'arbitro di Caglià, e allora tiro libero per il Mistral. Il primo concesso dalla Gela dopo aver commesso il quinto fallo. Batte Cascino, l'autore del gol dell'1-0, ricorsa dal cerchio di centrocampo. Lui a sfidare Biasco. Si aspetta la battuta di Cascino per la doppietta personale, per il raddoppio del Mistral. Vedremo un po'. Parte Cascino, spiazza Biasco e 2-0 Mistral Carini. Tutti i batticinque del caso per Cascino. Da tiro libero. Recupera palla il Mistral, ancora Cascino. C'è però Caglià che alimenta l'azione dei biancazzurri, verticalizzazione. Prima di Mammano c'è il Listro. Pressione sulla Rosa di Bartolo. Aggira tutti, c'è anche il Listro prontissimo a ricevere, messo giù Caglià, tutto è regolare. Retropassaggio, Palazzotto, evita anche Caglià. Pallone vivo, e allora Cascino, passaggio profondo di Giangrandi, fuori. Contenti i tifosi della Mistral. Che applaudono alle giocate dei palermitani. Doppio passo di Palazzotto, diagonale non deviato. Allora Biasco, Mammano, lancio lungo, pallone che viene ricevuto sì, ma con fallo subito da Di Bartolo. Calcio di punizione per il Gela, il primo fallo della partita commesso dalla Mistral. Questo qui ne ha commessi 6 invece il Gela, tant'è che è stato concesso il tiro libero che ha generato il 2-0 di Cascino.
batte Caia. Tutta larga, il tiro di man mano facilmente controllabile da Listro. Man mano guadagna la rimessa laterale, la batte e allora Di Bartolo. Caia scambia con Azzolina. Caia con il destro manda a correre proprio Azzolina, il tiro ancora una volta centrale per Listro, la Rosa, subito il Mistral, Cascino dietro, la Rosa vuole l'1-2 in mezzo con Palazzotto, il palleggio di Di Bartolo, pallone fuori, mancano 44 secondi alla fine del primo tempo, la rimessa è per il Carini. L'arbitro poi la va a dare al Gela, la rimessa laterale. Possesso palla bianco-azzurro, diagonale, Caia, il tiro in diagonale anche questo con Listro che la mantiene lì assieme alla difesa, esulta con il pugno Listro, parata con resistenza da parte del portiere di casa che ha salvato per il momento il clean sheet. 5 secondi che Giangrande fa scorrere assieme a Palazzotto. Finisce qui il primo tempo, 2-0 Mistral, le reti entrambe segnate da Cascino, la seconda su tiro libero. Noi ci prendiamo una pausa, poi sempre qui in diretta dalla Ciro Genova per la ripresa. San Giorgio Piana e Casteltermini che si ritrovano contro subito dopo il doppio confronto di Coppa che ha visto i rossoneri passare il turno, ma oggi è tutt'altra storia, si parte dallo 0-0. Duro Giovenco 1-2 che si concretizza, ancora Duro sul fondo, la palla in mezzo, attenzione, il tiro! Ciancimino! La sblocca subito Ciancimino! La sblocca subito Ciancimino! Questa è stata il primo affondo, una bella azione, 1-2, Giovenco Duro in velocità, palla in mezzo. Vedere Sanyong che la controlla, Giovenco, il cross in mezzo è buono, attenzione, il colpo di testa ancora di Ciancimino. Per Serio, salta l'uomo, attenzione, 4 contro 4, Serio, si gira, Serio cerca il destro, il tiro! Traverso incredibile, la palla rimane lì. Tanto Ciancimino per Serio, attenzione, scappa dall'altra parte. Sané, salta l'uomo, Sané. Cosa ha sbagliato Sanyong? Attenzione Serio, bella la palla in profondità per Duro. Si va a vedere pure Ciancimino e Camiolo Duro in mezzo. Sané la mette dentro ed è 2-0. È il secondo assist di Duro, Giorgio, un 2-0 meritatissimo. 2-0 di Sané che trova il gol meritato, perché sta facendo una grande partita Sané. Attenzione, intanto la palla lunga che rimane in aria, Tarantino di testa, riesce a metterla fuori. Ancora Belmonte qui, bravissimo Belmonte. A uscire sul numero 7. La lascia Giovenco e possiamo ripartire. Ha problemi, quando invece il risultato è perduto. Attenzione qua, palla per Jack, per Sané. Sané la mette in mezzo, è lunghissima. Verso Ciancimino, che però riesce a controllarla. Duro per Camiolo la mette giù. Camiolo che può puntare. C'è Jack Serio, palla per Jack Serio che si può girare al limite dell'area, tiro di Jack! Traversa di nuovo incredibile, Serio da fermo. E poi Giovenco!
qua la parata. Attenzione qua. Anticipato, Zappula, può ripartire Casteltermini, ancora con il numero 14. Serio che va a pressare, attenzione numero 6, in aria il destro! Incredibile ripartenza del Casteltermini, Giorgio vicinissimi al gol dell'1-2. Può salire, vediamo come sale. Il treno è partito. Qui una... La mette in mezzo Giovenco dove c'è Fabrizio Montoro di testa! Palla salvata sulla linea, incredibile, attenzione, poi lì un contatto. Bravo, che duro, che possiamo ripartire 3 contro 1, Giorgio, Sané, 3 contro 1. c'è Serio contro il numero 5. Palla di Sané per Serio, che sia tu per tu. Serio! Inchino alla curva di Jack Serio, è 3-0. Gabriele Rubino alza la testa perché? Cerca questa palla verso Serio. Oh, poi Porcelli gliela che dà. palla per Serio. Porcelli, Serio, il destro! Jack! Serio, che gol ragazzi, che Vorrei gol! sottolineare anche la palla di Porcelli, ma dopo un gol così Che gol di in secondo Serio. piano anche l'assist. Che gol di Ma Serio! era stato bravissimo. Cerca di girarsi e chiude ancora il numero 4, questa volta cerca una giocata impossibile. Porcelli, ottima la illumina palla. per Spina. Su Spina. Sané, Scivola. ma perché cade sempre? C'è la palla per Duro, cerca il destro! Ed è gol! Che gol di Duro, meritato. Ed è gol! Adesso Ed è gol! Non abbiamo più dubbi, Giorgio, uomo partita duro. Uomo partita Adesso duro. ha superato. Vanno, Bel cross di la mette in mezzo. Palla messa fuori da Casteltermini. Fischia l'arbitro. Triplice fischio. Dunque, finisce 5-0 per la squadra di casa. Il San Giorgio batte 5-0 il Casteltermini. Una partita che non senza senso. Amici del Calcio a 5 per Sport Isili, benvenuti in questa nuova giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Si scontreranno due squadre, Futsal Emiri e Sport Club Giudecca. E Termini ancora in possesso palla per gli Emiri, in sovrapposizione Sarcicia, Mitaro! Ed è subito il gol! Danilo Ciaramitaro, il numero 4, pam pam, 1-0. Grande fisico, riesce a destabilizzare l'avversario. Ancora però possesso palla degli ospiti. Palla in mezzo, Angileri può puntare e tirare. Esterno di Angileri, deviazione e può andare Termini. Aspetta sovrapposizione di Ciaramitaro. Termini, viene servito proprio Ciaramitaro. Il tiro! Il compagno di reparto Margagliotti. Margagliotti palla lunga, Safina palleggio, prova a girare il pallone in spaccata, Rinicella respinge Rappa prova l'imbucata in mezzo, Parisi allo spazio, non tira, preferisce temporeggiare, palla in mezzo interessante per Sciacca, dentro, esterno alla rete. Giudecca ancora Margagliotti, dribbling supera, si gira, sfrutta bene il colpo e il tiro, respinta Safina col tacco, ancora indietro, Margagliotti il tiro, trova il gol, sotto le gambe del portiere. Ed è Emiri 1, Club Sport Giudecca 1. Sciacca palla in mezzo per Rappa il tiro, deviazione, ancora Rappa, tiro fuori. Ancora però il giro palla, Angileri il tiro, palo, doppio palo addirittura, occasionissima degli ospiti. Naccari, Sciacca può puntare contro Safina, grande palla per Rappa, paratissima di Mannina. Sergio Naccari col petto, mette giù, Termini, può puntare il numero 6, Mangiapanelli, Termini, lo spazio per il tiro lo crea, Mannina si deve impegnare per fare questo grande pallone, ancora Termini, il tiro, respinta, impressione, ancora Naccari, può metterla giù, Sergio Naccari, palla imbucata sbagliata, Margagliotti legge bene, può puntare Margagliotti, il tiro, palo ancora degli ospiti. Fatto secondo l'arbitro, la palla in mezzo, attenzione Safina Uccelli, Nicella, Barbara, il tiro, Safina col tacco, palla fuori. Ancora la squadra di casa che può andare, Futsal Emiri con Sciacca, lo spazio per tirare, tira Sciacca, Mannina. Ancora gli ospiti, in mezzo Angileri si gira, attenzione, recupero Ciaramitaro, rimpallo utile per Safina. Rinicella la para e Ciaramitaro la tiene lì. Parisi prova a puntare, Parisi si crea lo spazio, Parisi destro, Mannina, Rappa, Sarci,
gol! E trova il gol, i padroni di casa trovano il gol, tutta la panchina va da Parisi e si dividono tra Parisi e Sarci ed è 2-1 il risultato. I padroni di casa con il numero 5, il capitano Giuseppe Rappa, che può creare l'occasione decisiva. Rappa, palla sulla laterale, Termini, Rappa il tiro, Ciara Mitaro era lì, batto dal giocatore avversario, viene spinto via da Parisi. Safina a disturbare il tiro e gol! Ed è 2-2. E lo sapete, questa è la partita sanguinosa. Il risultato sul 2-2. Scivola, rimessa tra le battuta. Rappa, ultimazione, Parisi può puntare, Parisi si crea lo spazio, Parisi! È un gol pazzesco quello di Parisi! È un gol pazzesco! Parisi 3-2! E potete vedere la giocata di Gaspare Parisi, è un gol pazzesco! Pam, pam, 3-2! Rappa, respinge deciso, e ancora, Cammicchia. Ancora dall'altra parte! Magagliotti, palla in mezzo, Safina, e poi il gol! Di Angileri, e trova nel pareggio, 3-3, che partita! Termini, prova ad allargare, Termini si infila in aria, fallo! E no, finisce così! Ed è 3-3, una partita bellissima, si è conclusa così, con questo grande 3-3. Inizia il secondo tempo di Mistral Carini Gela, ottava giornata del girone H di Serie B di futsal. 2-0 il parziale con la doppietta di Cascino del secondo gol su tiro libero, perché il Gela nel corso del primo tempo ha commesso e anche superato i 5 falli, soltanto che di tiri liberi sono stati concessi veramente quasi zero, ovvero uno, quello che poi appunto ha trasformato Cascino. C'è stata anche l'espulsione per doppia ammonizione immediata di Cinici, che nella zona difensiva del campo lato Gela era stato praticamente perfetto in anticipo, in chiusura, ma praticamente quando il Mistral stava già conducendo abbastanza con autorità questa partita. Facciamo un recap delle due rose convocate per questo pomeriggio. Mistral Carini in maglia marroncino con dettagli di platino, il tiro sul palo di Johnny da Sousa a un passo per accorciare le distanze, un regalo con tutti i fiocchi di Natale possibili da parte del Mistral per l'originario delle Isole Canarie. Fase di impastazione dell'errore per il Mistral, che ha in porta Listro, in panchina Giglio, poi Megna, Faticato, Cascino, Giangrandido, Picco, Cusimano, Gianbanco, Palazzotto e La Rosa. Gela invece che ha schierato Biasco titolare in porta, poi Rodoti in panchina. I giocatori di movimento sono Cagliazzi, Nuzzi, che è stato appunto espulso come abbiamo detto, infine man mano Scordio, Marchese in turna, Zenati, Gianni da Sousa poco fa alle palo, e Di Bartolo assieme ad Azzolina l'arbitro, e Adriano Sodano di Bologna il secondo arbitro, e Francesco Chimienti di Bari. Al cronometro c'è Davide Sparacello di Palermo. Gianni da Sousa ci ha provato nel primo tempo, trovando però le respinte da parte di Listro.
battuta della rimessa laterale permette al Carini di andare in velocità, quasi in contropiede. Pallone sul fondo. Per quanto riguarda invece il quadro dell'8ª giornata di campionato, sono arrivati i finali delle partite giocate alle 16. La vittoria dell'Arcobaleno Ispica per 3-1 sul Bovalino, la vittoria per 4-0 del Drago Cireale sul Blingink Soverato, un'altra vittoria casalinga, quella del Marsala, 4-3 sul di Laurea Monreale. Successo esterno invece della Mazzara in casa del Soverato per 7-5. Alle ore 17 è iniziata Adrano Barcellona, punteggio sul 4-4, infine alle 17:30 questa sfida, quella tra Mistral Carini e Gela, il posticipo con il parziale sul 2-0. Attualmente Mistral in testa con 21 punti a più 5 dalla coppia Mazzara-Soverato in seconda posizione a 16 punti. Gela invece che rimarrebbe ultimo a meno 6 dalla coppia Drago Cireale Bovalino, sempre all'interno della zona retrocessione, a meno 7 dalla zona playout. Il tiro sulla traversa da parte di Biasco, in seguito alla deviazione nuovo legno, il secondo per il Gela, che in questa ripresa sta incontrando anche la sfortuna dopo il palo di Giuni da Sousa. Adesso la traversa con deviazione da parte di Biasco, il portiere che ha deciso di uscire dai propri pali e provarci anche lui. Il recupero dei biancazzurri, pallone troppo lungo questo per Giuni da Sousa. Allora si riparte da capo per il Mistral, dall'altro lato si cerca Cascino verso l'interno, il pallone viene recuperato sempre dalla squadra palermitana. Ultimo tentativo di Palazzotto, sarà corner per la squadra di Toti La Bianca. Il tiro da fuori provato dalla Rosa, bloccato da Biasco. Il Gela invece è allenato da Vincenzo Fecondo. Ovviamente anche per questa ripresa 20 minuti effettivi di tempo da giocare, siamo a meno 16:30 sul parquet del Ciro Genova di Villa Grazia di Carini. Pallone in mezzo, deviazione di Cascino a rischiare qualcosina e corner per il Gela. Pallone in mezzo, poi il tiro con la punta provato da Azzolina. Gela che rimane in attacco. Con la battuta di questo corner va Marchese, Gioni da Sousa, non va fino in fondo il recupero di Cascino, poi scivola il giocatore del Mistral, il fallo secondo l'arbitro. Battuta da parte di Dopico. Il cambio di gioco dall'altro lato, la Rosa prova la Veronica, Biasco regolare. Il Gela riprende il possesso. Ancora Carini però con la Rosa che si riscatta con il diagonale verso il secondo palo. 3-0 il gol di La Rosa.
Kaya porta con sé il pallone, Johnny da Souza, la giocata sulla linea, il salvataggio di Dopico, fondamentale, ci prova ancora Johnny da Souza. Johnny da Souza mette dentro il tocco di Listro. Altro corner per il Gela, la battuta affidata a Marchesi, la punta provata a calciare verso la porta con Azzolina, qui non viene trovato la rosa. Kaya, Azzolina scambia i due, si fa vedere anche Marchesi, lancio lungo, si trova Azzolina in qualche modo che riesce a passarla per Johnny da Souza, ostacolato tantissimo da tre avversari. Johnny da Souza sempre verso il lato mancino, ma nulla da fare. La battuta verso l'interno con Marchese, la mano di Listro. Rimessa laterale, Kaya dietro, Marchese fuori. Dopico, il pallone passa, sì, ma non con la giusta intensità. Marchesi, pressing di La Rosa, asfissiante, pallone buttato all'interno, recuperato dal destro di Giangrande in due tempi. Biasco, pallone per Johnny da Souza, subito il Gela. Johnny da Souza verso l'interno, Marchesi disturbato, torna dietro, Azzolina. Johnny da Souza va con il doppio passo dentro, la risposta di Dopico, rimessa laterale. Non è scontata la risposta dei biancazzurri in questo secondo tempo, con il palo di Johnny da Souza e la traversa di Biasco in seguito a una deviazione. Giangrande finisce giù, si continua a giocare con Cascino contro Biasco. Si deve fermare per il gioco, per il colpo in viso su Giangrande. Dopico se la fa a prendere la Rosa, scambia ancora con Dopico, pallone al centro, Cascino gliela lascia alla Rosa, tiro respinto da Marchesi. La rimessa sempre per la Rosa, alla battuta, doppia deviazione, corner per il Mistral. Pallone largo regalato a Kaya, e allora Marchese, quasi in controtempo di Bartolo, fallo su di lui, c'è il fischio a favore del Gela. Johnny da Souza è uscito, qualche minuto di riposo per lui per insistere nella finale di partita. L'attacco di Bartolo su quel pallone, lancio lungo, uscita e poi il tiro con Biasco a difendere questo tiro. C'è stato anche il contributo di Kaya quasi vicino alla linea.
Mistral un passo dal poker. Lancio lungo, colpo di testa di Giangrande. Pallone dentro, tutto su Listro. Topico. La sua latta di affaticato. Lancio lungo, pallone riconquistato da Di Bartolo, la girata per Caglià che però è rimasto nella sua zona. Un fallo per parte nel corso di questa ripresa, sempre 3-0, doppietta di Cascino, gol di La Rosa. Mancano 12 minuti e 15 al termine. Rientra in campo man mano dato Gela, calcia proprio lui da fuori. Adesso Giangrande la passa fuori, non trova La Rosa che era già avanzato, data la pressione su di lui. Allora il Gela, Caglià, Di Bartolo, finta, Mancino, angola troppo. Conservato dalle Mistral. Dopico, Giangrande, La Rosa ha fermato. Allora il Gela con un destro verso la porta, provato da Marchesi. La Mistral difende, respinge e minaccia avversari. Caglià, voleva Di Bartolo in corsa, nessuna intesa. Diagonale a cambiare tutto, pallone troppo lungo per Giangrande. Di Bartolo avanza piano piano, il solito tiro su Dopico. Il tiro in diagonale provato da Cagliari, parte il Mistral, non più in velocità, con Dopico che ha preferito allargare. Occhio La Rosa,
che stava lasciando lì un pallone pericolosissimo. Arriva tutto. Biasco. La girata provata da Di Bartolo, la chiusura fuori. Corner, Gela, alzata di Marchese, secondo palo l'appoggio di Di Bartolo, tutto su Listro, meno di 10 alla fine. Ci prova Gela, ma è stato impensierito con poca potenza Listro. Poi questo tentativo di man mano non c'entra proprio lo specchio della porta. E corner qui per il Mistral in seguito alla deviazione. Allora battuta larga, quasi dentro, riparte Di Bartolo, pallone in avanti per Caglià, se la prende, Fecondo in panchina, l'anticipo a fermare l'azione, il tiro da fuori, poi il colpo di testa di Giangrande a concedere il corner per i biancazzurri. Battuta larga, Johnny da Sousa, rientrato in campo da poco. La Rosa tiene sempre così il pallone il Mistral. Johnny da Sousa si prende la rimessa. Stava arrivando man mano dopo il pensiero di rimessa corta. Vedremo come andrà. Johnny da Sousa, un pallone in mezzo con Giangrande che anticipa Caglià. La Rosa, Giangrande, la pressione di Caglià, ha faticato, non passa con man mano. La Rosa, Dopico, serie di finte, poi si affida a Giangrande dietro, ancora la Rosa, si torna da Listro, destro verso la rimessa laterale avversaria, ha cercato Dopico, il portiere del Mistral, in maniera imprecisa. Di Bartolo si gira, trova però Giangrande che gli sbarra la strada, non può passare il giocatore della Gela. 8 minuti, poco più alla fine. Che scorre abbastanza velocemente, con il Gela che è stato anche sfortunato in questo secondo tempo, con due legni
Qui l'attacco di Caglià davanti la porta, sicuramente difficile da centrare con le varie presenze avversarie. A ridosso della linea di porta. Giuni da Sousa, batte il corner, pallone su, man mano, forse non perfetto, prova a spazzare il Mistral, ce l'ha sempre con Giangrandi, Gianbanco, la gestione di affaticato contro due avversari, finisce giù, Giuni da Sousa. Time out. Si ritorna sul parquet, 7,5 alla fine. Mistral avanti sempre per 3-0. Doppietta di Cascino, il secondo gol su tiro libero. Tris firmato da La Rosa in questo secondo tempo. Quinto libero per il Gela e man mano con Biasco pronto a tornare in porta qualora ce ne fosse bisogno. Lancio lungo di Bartolo, sponda di testa, fuori. Ritorna Biasco tra i pali della Gela. Gianbanco la lascia lì, ma è un regalo per Caglià che aspetta l'avversario, poi scarica tutto su Marchese che voleva nuovamente Caglià, apprezza il capitano biancazzurro. Doppico. Doppico, evita Caglià. Passaggio su Gianbanco. Ancora Doppico. Ad andare avanti le Mistral, verticalizzazione per affaticato, il tiro su Biasco. Il sinistro verso il primo palo di Bartolo, ancora Listro.
punta larga. Man mano Caia dietro, Marchese, Johnny da Sousa, mancino tutto su Gianbanco, Marchese si deve fermare, Johnny da Sousa, 5 minuti e mezzo alla fine, Gianbanco con la porta libera, tutto sui piedi di Marchese. Man mano dall'altro lato Johnny da Sousa in diagonale, man mano interviene lui, la tocca anche Johnny da Sousa che finisce giù assieme a Giangrande. Ammonizione per Johnny da Sousa. Punizione Mistral. Affaticato contro Caia che lamenta il fallo a suo favore. Cascino fermato anche lui da Marchesi. Va bene, dice Totti La Bianca dalla panchina della Mistral. Cascino in mezzo a due, pallone conservato da Marchese. Biasco quasi lo manda a quel paese per le misunderstanding tra i due. L'1-2 invece qui per il Mistral, venuto con Giangrande che si era infilato e ci aveva creduto per il passaggio verso la sua zona, verso il secondo palo. Johnny da Sousa, man mano, pallone per Caia in diagonale con la respinta di Listro che colpisce il pallone per farlo arrivare praticamente all'interno tetto del palazzetto. Di Bartolo, ci crede in qualche modo il Gela. Qua nel futsal tutto è possibile. Di Bartolo, Johnny da Sousa, liscio poi la conclusione sul secondo palo. La pressione su affaticato, il recupero di Johnny da Sousa. Di Bartolo, Caia, Marchese, largo Johnny da Sousa, la punta fuori. Time out a 3:24 dalla fine, 2 falli a testa, sempre 3-0 per il Mistral.
si riprende dal pallone messo in gioco da Listro. Intervento sul Palazzotto, tutto regolare. Il recupero di Cascino, Palazzotto, pallone sul destro, allargano in calcio, ancora il tocco sotto. Qui Cascino, tripletta personale, 4-0, ormai è chiusa. Meno in evidenza in questo secondo tempo. Tocca palla e batte così il portiere Cascino. Tris per lui, poker per il Mistral. Gela nuovamente con il quinto di movimento, sempre man mano è cambiato però il portiere. C'è Rodoti che ha preso il posto di Biasco. Marchesi, man mano scambiano ancora i due. Lancio lungo, impossibile per trovare la testa di Johnny da Sousa. 2:38 alla fine. Johnny da Sousa incontra Cascino che riparte con la porta vuota, può appoggiare soltanto dentro in modo abbastanza facile per il 5-0 del Mistral. Partita ormai finita con il poker personale di Cascino. Johnny da Sousa, centrale per Listro. Oltre la traversa, calcio d'angolo per il Gela. Il solito Marchesi, la va a toccare Cascino, si allunga Palazzotto, il recupero di Bartolo. Marchese dietro per il nuovo entrato Scordio, Johnny da Sousa. Destro, altra deviazione, altro corner per il Gela. Pallone in mezzo, l'aggancio di Marchese, si va dietro con il possesso di Bartolo, tunnel, Johnny da Sousa, il tacco, il palo, pallone salvato da Listro, terzo legno del Gela, secondo palo per Johnny da Sousa, seppur leggero di testa qui Rodoti a mettere fuori. Poteva essere un grandissimo gol di Suola dietro verso la porta, l'unica potenziale soddisfazione di questo pomeriggio per il Gela. Palazzotto vuole il passaggio per Gianbanco che poi entra in pressione come tutto il Gela. Marchesi largo, il tiro di Bartolo, ancora Listro, decisiva al volo Marchese, il gol della consolazione del Gela al volo con Marchese. 5-1 dopo 3 legni dei biancazzurri. Arriva adesso a 56 secondi dalla fine il gol della bandiera.
rimessa laterale battuta dal Mistral. Cascino giù da Palazzotto che se la allunga, calcia Palazzotto sul palo, trema tutta la porta alla conclusione di Palazzotto. Con i legni siamo 3-1 per il Gela. Poco fa il primo del Mistral, dopo una partita tranquilla dal punto di vista del risultato. Secondo ha fatto entrare anche Infurna, adesso con il pallone a battere questa rimessa laterale. Gira Scordio per Rodoti, eccolo qui Infurna, pallone giù da Di Bartolo, 15 secondi alla fine, se la allunga verso la fascia, Listro allontana. Grandissima partita quella della portiere della Mistral Carini. Marchese è sempre sua e la sradica di mezzo Cascino, alzata morbida il pallonetto, la presa di Rodoti con i pochissimi secondi che rimangono a far risultare il Mistral Carini vittorioso per 5-1 contro il Gela. Decisivo il poker di Cascino, uno dei 4 gol segnati su tiro libero in mezzo, la marcatura di La Rosa, quella del momentaneo 3-0. Nella ripresa ci sono stati ben 3 legni da parte del Gela, di cui 2 colpiti da Giuni da Sousa. Nel finale il gol della bandiera segnato da Marchese. Mistral Carini che così consolida la vetta della classifica del girone H di Serie B, 21 punti a più 5 dalla coppia Mazzara-Soverato, a 16 al secondo posto. Gela che invece rimane ultimo a 1 punto, senza ancora una vittoria in questo campionato. 6 le lunghezze della coppia Drago Cireale Bovallino, sempre all'interno della zona retrocessione. Il prossimo turno vede ovviamente le 2 squadre scendere in campo o in parquet, ovviamente con il Mistral Carini che giocherà in casa della Mazzara il 9 dicembre alle ore 16, stesso orario, stessa data per il Gela in casa contro l'Adrano. È tutto dal Ciro Genova, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.